Un caloroso benvenuto dal telegiornale del quotidiano La Nazione Siciliana alle notizie della Sicilia in 3 minuti. Riparte il Giro di Sicilia, torna il grande ciclismo. Presentato a Palazzo d'Orléans, il Giro di Sicilia 2023 è organizzato in collaborazione tra RCS e la Regione Siciliana. 4 le tappe in programma, partenza da Marsala l'11 aprile e arrivo a Giarre il 14 aprile. 4 giorni di grande ciclismo per una manifestazione sportiva di notevole fascino ritornata nel calendario internazionale. La prima edizione del Giro di Sicilia è del 1907 e anticipa di 2 anni la prima partenza del Giro d'Italia. Il Giro di Sicilia, interrotto più volte nel corso degli anni, è ripartito nel 2019. Un marchio DOP per la pasta di grano duro siciliano. La Regione punta al riconoscimento del marchio DOP per la pasta di grano duro siciliano, già avviato l'iter per la costituzione del comitato promotore. La filiera del grano duro in Sicilia, con più di 300.000 ettari, oltre ai 45.000 ettari in agricoltura biologica, è uno dei settori chiave dell'agricoltura siciliana. La pasta di grano duro siciliano, la cui origine risale al XII secolo, a partire dagli inizi degli anni 2000 si è affermata come produzione d'eccellenza, riscontrando un crescente favore dei consumatori. In Sicilia dispersa oltre il 50% dell'acqua immessa in rete. Si celebra oggi la Giornata Mondiale dell'Acqua e il pianeta, Italia compresa, è al centro di una crisi idrica globale. La media di spesa per la bolletta dell'acqua di una famiglia italiana è di 487 euro l'anno, costi dovuti anche alle perdite di rete. Le più alte d'Italia sono nella nostra regione, con perdite del 52,5% dell'acqua immessa in rete. E sull'acqua vi sono in Sicilia altri dati preoccupanti. Il 61,7% dei cittadini non si fida dell'acqua che esce dal rubinetto, contro appena il 29,4% della media italiana. Ben 25 comuni siciliani, sui 40 di tutta Italia, sono privi di rete fognaria pubblica, oltre 100 quelli sprovvisti di un servizio di depurazione. La Commissione Statuto dell'ARS svolge i suoi compiti. Si è insediata ieri la Commissione Speciale per lo Statuto dell'Assemblea Regionale Siciliana. Presidente è stato eletto Michele Mancuso di Forza Italia e vicepresidente Giuseppe Lombardo dell'MPA e Adriano Varrica del Movimento 5 Stelle. Ci auguriamo vi sia la consapevolezza che alla Commissione è affidato l'importante lavoro di controllo per la difesa della nostra autonomia e l'attuazione integrale dello Statuto, soprattutto in relazione al pericoloso progetto Calderoli di autonomia differenziata. Pubblicate le dichiarazioni dei redditi dei deputati regionali. Cateno De Luca è l'unico deputato regionale che può definirsi davvero ricco con un reddito di 498.000 euro nel 2021, 41.500 euro al mese. La più povera Martina Ardizzone del Movimento 5 Stelle con poco meno di 7.000 euro, meno di 600 euro mensili. Dopo De Luca a grande distanza Giorgio Assenza di Fratelli d'Italia con 194.000 euro e Nicola D'Agostino con 179.000. Solo 10 deputati su 70 superano i 100.000 euro l'anno. Siracusa sarà location della serie Netflix Il Gattopardo. Si svolgeranno a Siracusa da maggio a luglio prossimo buona parte delle riprese della serie Netflix ispirata al capolavoro di Tommasi di Lampedusa Il Gattopardo. Ne dà notizia il sindaco Francesco Italia. Già ad aprile si svolgerà il casting che dovrà selezionare circa 2.500 comparse da utilizzare in tutta la Sicilia. L'isola con le sue location si conferma grande set naturale. Oggi è tutto. Per l'informazione della Nazione Siciliana notizie.sicilia. Per approfondire le notizie andate sul nostro sito www.lanazionesiciliana.eu.